Pronto, sono un incaricato del Tribunale di Milano, la informo che non ha ancora pagato l'abbonamento alla rivista e per evitare una denuncia penale le consiglio di effettuare un bonifico. Erano più o meno di questo tenore le telefonate che 4 persone, 3 uomini e una donna, ora denunciati per truffa aggravata in concorso, facevano a decine di sacerdoti. Se non avessero temperato al pagamento di diverse migliaia di euro attraverso dei bonifici, avrebbero avuto delle conseguenze sia penali che amministrative. Un sacerdote padovano ha raccontato tutto ai carabinieri e così è partita l'indagine. La vittima aveva già versato oltre 7.000 euro, un suo collega trentino è arrivato a 40.000. I 4, secondo le indagini, avrebbero raccolto oltre 150.000 euro prima di essere fermati dai militari dell'Arma. 15 le truffe accertate, circa 600 i nomi nell'agenda della banda, trovata nel corso di una perquisizione, tutti di preti anziani nati tra il 1930 e il 40. I sacerdoti hanno fatto denuncia proprio a seguito della nostra attivazione, quindi riteniamo che le persone vittime siano molte di più. I carabinieri invitano ora i sacerdoti contattati con questa scusa a presentarsi in caserma per raccontare l'accaduto.